Blerona, oggi avete vinto anche questo secondo derby con l'Argentario per 3-0, avete messo in cascina punti importantissimi per la vostra salvezza. Oggi hai messo in campo una grandissima prestazione. Quali sono le tue emozioni? Beh, siamo molto felici dopo questi 6 punti, sia di mercoledì che di oggi. Ci abbiamo messo il cuore oggi con un po' più di difficoltà, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a casa il risultato e siamo felici. A chi vuoi dedicare questa vittoria? Beh, alla squadra direi, perché è da un po' che arrivavamo da un momento difficile e oggi, in questa settimana si è visto il risultato. Allora, da adesso iniziano i recuperi delle prime partite che non si sono giocate a causa dello stop dovuto dalla federazione per via del Covid. Inizierete sabato contro il Gorle, che è una squadra che è molto in alto in classifica e che, anche se non è tanto in lotta per andare in Serie A2, però può essere un avversario molto ostico. Beh, Gorla è una squadra che lotta molto, quindi dobbiamo lottare anche noi, poi siamo in casa, speriamo di metterci il cuore come in queste partite e di dare il massimo e speriamo di ricavare qualche punto anche lì. Grazie Blerone, in bocca al lupo. Grazie.